Venezia, per chi come me ci è nato e vissuto, non è facile da raccontare. È un'isola protetta, ma anche assalita, e il dominio delle acque e il silenzio di ognuno. Ma anche l'orgoglio di conoscerla e allo stesso tempo la paura di smarrirsi. Ma questa è un'altra storia, che forse non si può raccontare perché è ancora in corso. Quella che invece voglio narrarvi è la storia di Eraldo, che umilmente mi confidò pensando che pochi ci avrebbero creduto. Quello che gli capitò non fu un caso. Si unì ad una vita che lascia a tutti una grande eredità di futuro. Perché, come mi disse lui, dobbiamo abbandonare pregiudizi e certezze. E quando stai costruendo la tua gondola, tutto può cambiare in un attimo. E questo successe. Oh, Sante, bisogna che finiamo sta beata, perché se sto vi qua e mi colpa tutti dopo. Sì, vabbè, finimmo sta peata, ma Eraldo dove sei? Io mattina alle 7 ero sempre qua e stamattina non lo vedo. Eraldo! Eraldo! È tutto in già? Quasi è successo qualcosa. Chissà che gai c'ave da casa, viva? Nessuno, solo Eraldo io. Eraldo? Eraldo? Chi sei? Ma che sei sapendo? Tardi. Asso Sante! Sante? Sante chi? Sante chi? Sante è tuo compare San Pegnato, che vuoi che sia? Oh. Eraldo? Eraldo? Dove sono? Eraldo? Eraldo, cosa sei andato a fare? Ma cosa ti ha fatto qua? Ma perché non ti leggevi quando ti chiamavamo? Cosa fai stamattina? Scusa, chi sì? Come chi sito? A Sossante, il tuo compare. 40 anni che stiamo guardando insieme e non ti mi conosci. Senti, la situazione quasi è precipitata. Se arriva all'ordine, bisogna far presto per il bene dell'Italia e di tutti noi altri. Dio l'ordine, ma sono a delirio qua. Mi devo chiamare un dottore, mi è possibile così? Mi non ho bisogno del dottore, mi ho bisogno di far presto e di partire prestamente. Oh, fioi, qua bisogna chiamare il dottor Vianello subito, vedo ti. Vado subito. Grazie. Povero Eraldo. Dottore, Eraldo non mi riconosce più. Dai, andiamo a una facciata, vedremo cosa che è successo. Eraldo, aspetta il dottore. Qua dottore? Io non ho bisogno del dottore, ho bisogno di un autista. Va bene, ho fatto il ciacco con l'autista ora. Buongiorno Eraldo. Buongiorno, aiuta. Come stai? Cosa è Ma c'è successo? l'autista che ho chiesto. No, io sono il medico, sono il tuo medico. Ma io non ho bisogno dei dottori e dei medici. Non sono mai stato ben tanto in vita mia come adesso.
Ma è asiatica? Che io mi incuro con asiatica come andare Ah, spariamo qui, ma senta, dato che io sei un studiato, potresti trovarmi questo numero di telefono, che non so dove ci parlo, non capisco. Allora, questo è un numero, Giovanni Ceretti 5076. Ma io so, questo numero qua non mi dice niente, non è né un numero del cellulare, neanche un numero di casa. Cellulare di che? Proviamo su elenco telefonico. Vabbè, Ma io non so dove che sia perché in questa casa non so più come trovare niente, non appagnato a casa mia. Io per caso sto signor qua, Giovanni Ceretti, Venezia, questo è il numero per caso? Perfetto. Questo mi rifornisce del mezzo e anche degli strumenti musicali. Adesso lo diciamo subito. Benissimo, benissimo. Fammi sapere qualcosa. Fermo presto con questo accompagnatore, intanto mi preparo i bagagli, va bene? D'accordo, arrivederci. Anche il dottor mi si capita. Tocca vero? Pronto? Ho bisogno di parlare col compagno Giovanni Ceretti. È in casa? Ma chi parla? Sono il compagno Eraldo Busetto. Compagno Ceretti, è arrivato il momento. Parola d'ordine, ottobre nuovo. Imminente preparazione del mezzo e degli strumenti musicali. Ma è un matto che parla. Qui non ci sono matti. Applica gli ordini. A presto, ti aspetto in garage. Passo e chiudo. Ragazzi, dico visitare Eraldo. Io vedo confuso, c'è una botta in testa. Un consiglio che posso darvi. Lo ricoveremo in Villa Salus, che è il posto più adatto per curarlo. Cosa dici io? No, di ricovero non se ne parla proprio. Eraldo, quando abbiamo avuto di bisogno, è nega sempre aiutare. Almeno a modo così. Adesso sappiamo di sentire i parenti, perché no. Bisogna avvertire sul qualche ricovero parente. proprio no. D'accordissimo. Mi firmai un modulo che sia appropriato e dopo mi faccio tanti auguri che tutto vada a buon fine. Sicuramente. Grazie, dottore. Grazie dottore. Prego. Grazie. Cosa sai che famo adesso? Adesso, come che ti ho detto prima, mi sento uno dei parenti, sentiamo, sono il buon Nevio. Nevio? Da 20 anni che non viene a Venezia. Chissà dove è Nevio. Sappiamo che andremo fuori. Ma te ricordi cosa era combinare a Nevio, vero? Sì, so, ma queste robe vecchie, roba che passa. Signori da questa parte, prego. Siete tutti tedeschi, inglesi. Non capisce niente sti qua. Pronto? Il comando dei vigili? Qui è l'abbazia di Praglia. Grazie. Juan Mario. Non c'era mio Mario. No. E c'era mio papà. Scusa. Arturo Saata c'era mio papà. Sì, guarda, io ogni tanto, amici miei. A bottega, senza Dio, che c'era io che si interessava di tutto. Lo so, ma gli era in pensione, no? Sì, ma da 40 anni più che era in pensione, però è la passione perché lavoro. La gli era tanto. Sì, gli era il lavoro in nero che faceva, sì, tanta passione. Insomma, in nero, comunque sì, i tocchi ne ha venduti. Sì, noi per tasse non le pagava mia. E dopo avevamo tanta gente. Sì, sacrestia perché andare a firmare le carte che dopo portiamo al Campo Santo. Vabbè, andiamo e torniamo. Mi era proprio fregato il giro, Guarda qua come siamo ridotti qui. È la campagna, morto, non sappiamo neanche dove buttarlo. Ti che non ti può fare niente, non fai io. Un mestiere non devo imparare. Tutto quello che avevi a fare, tutti gli impegni che abbiamo, siamo qua. In mezzo alla campagna è a posto.
Dimmi ti cosa che femo? Lì non fai io, e ti che mestiere che ti imparare nella vita. A bere ombri non staria tutto il dì. Come sei che ti hai detto? Sì. A bere ombre. Ma guarda che mi frequento le osterie perché che sei la persona, perché mi lavoro nel sociale, devo capire i problemi che ha. Come? Guarda che i 4 schede che abbiamo fatto alla Praglia, che abbiamo fatto perché mi studio nel sociale, che parlo con le persone, vado a scoprire che l'infinito, e lo capio. Ascolta, scopritore dell'infinito, che ti suona al telefono. Pronto? Nevio? Chi è che parla? Ah so, Sante. Sante, al lavoro con tuo zio Eraldo. Qua a Squero. Zio Eraldo, da Venezia. Ma per carità, ma cos'è successo? Bisogna che urgentemente te vengi qua, in Squero. Sarà 30 anni che non lo vedo. Secondo me abbiamo perso. No, secondo me, ti non te sai niente, non siamo perso proprio niente. Mi sono nato a Venezia. Sì, anche a me sono nato a Venezia, ma a me mi pare che in 20 anni ha cambiato tutto qua. Sì, sento cosa che cambiare in 20 anni a tua testa, no Venezia. Siamo arrivati. Guarda di essere al Squero, sai. Squero, ti ricordi che ti sei ricercato? Hanno voglia che andassimo a finire ai piombi? A ricercare cosa? A cammino non mi ha fatto niente, certo. Non ha fatto niente, te sai che la poesia ti sia ancora nei schedari? Sia Sastari, Schedari, i piombi, il Doge. Andiamo dentro a Squero e cerca il mio zio che non ne posso più. Le mie robe. Sante! Nevio! Oh, guarda! Ciao! Madonna! Tanti anni, a quanti sei? Una ventina di anni. Madonna! Ma dimmi, cosa è successo a tuo mio zio? Zio Eraldo, non so che cosa fare. Noi io sono una storia tutta sua e non che siamo più. Ma zio, grave? È grave, se passa il dottore e lo aspetta in Villa Salus. Maestro, tu sai che lei sto uomo? In casa sua, sì. Va bene, ascolta, guidiamo torno e lo portiamo là a Villa Salus. Mi raccomando una roba sua. Il ze fragile e use suscettivi e non pega mai la riga da no. Ascolta, noi che andiamo io portiamo via, dopo noi andiamo via perché qua a Sant'Antonio abbiamo degli interessi grandi col turismo e dopo se sentiamo caso mai va bene. Mi raccomando, fammi sapere. Sicuramente, buon. Grazie Santa, te ne chiama. Ciao, ciao. Ciao. Saluta che Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Era ora che arrivasse. Sei autisti che ho chiesto? Gli autisti? Gli autisti? Vabbè, Siamo sì, gli sì, autisti? siamo gli autisti. Sì. Ecco, andiamo da fare un viaggio prestamente e andiamo in piazza Roma in garage e troviamo la macchina. Piazzale Roma, Torre a macchina, ma per andare dove? A Roma. Sì. Non posso dirti altro a Roma. Il che ha fatto l'attentato bisogna far presto. Sì, sì. Parla dell'attentato. Va bene, dai, andiamo in piazzale rotto la macchina, ma stiamo attenti che attentato sei.
Ti spiegherò strada facendo. Dai, andiamo a piazzare a Roma, noi siamo qua per accompagnarti e a torre sta macchina. Ma mi non ho bisogno di accompagnatore, sono mica rimbambito, sa. Ma Eraldo, nessuno io del cibo babito. Ma se te che hai bisogno? Dottore. Cosa sei che a bandiera è? Partito Democratico. Ma a cosa sei? Eraldo, cosa che è il partito del popolo e del partito della sinistra italiana. Il partito del popolo della sinistra italiana è il partito comunista, che se rappresenta la classe operaia, non solo italiana, ma è il più grande partito del mondo capitalista. Claro, Eraldo, in Italia adesso è il partito democratico. Partito Democratico, boh. Per me è un tiro bivone De Gasperi. Andiamo via ragazzi, dai, andiamo via. Questo è il campo Santa Margherita, sapete, no? Tutte le volte che vengo qua il cuore mi agrema e mi viene a tristezza, perché un giorno, 4 mesi fa, c'era la manifestazione di operai di Vetro Coop, di Abreda, della Sotati, e Di Vittorio doveva fare il discorso. Non attaccano più, che non vi dico. Guarda Drio, che c'è il cinema più ceto. E ora che mi ha portato dentro a una scusa, figlio, tutti fumava, e che ha fatto il suo ultimo discorso, dopo poco ne è morto. E quando vengo qua mi ricordo perché c'è stato un grande maestro, un grande combattente per gli interessi dei lavoratori. Una volta si faceva tanti scioperi. Come una volta? Perché adesso non ti vuoi fare più? Se ti vuoi migliorare le tue condizioni di vita, se ti vuoi avere la giustizia sociale, bisogna che te lotti e ti passi e tu conquisti. Ma cosa parlo a fare con gli altri fiori? Non vuoi imparare niente. Scusi di ignoranza, via a studiare, via a capire, conoscere la nostra città più bella del mondo. Vabbè, dai, andiamo via, andiamo alla macchina che ha preparato il compagno Ceretti, dai. La macchina? Sì, dai, andiamo che vedremo. Vedremo sta macchina. Beh. Io mi ricordo, mi queste strade qua sai da dove zio portarne o pensi tu? Mi so dove che ti porto, ma ti sei un contadino, non ti conosci niente. Ecco, capito Guido. Così noi siamo contadini, vabbè, accompagnami, tia. Vediamo se siamo buoni da fuori qua. Gerardo! Gerardo! Ma dove sei, Seminì? Dice di andare in acqua. Qua a Venezia non si vede mica niente. Prima si serve il popolo e dopo si fa fuoco ai vici. Bagnare no, bevere neanche, ma manco puoi cantare qua a Venezia. Ma canta quanto che ti vuoi. Vabbè, dai. Oh, sole mio, e manco, canti i veneziani. Monta il mondo e anche te porto al vino, E mi canta in napoletano, quando che c'è canzone di Venezia bellissime che rappresenta la storia di Venezia. O Venezia, mia patria diletta, tu fosti regina potente sui mari. Queste delle canzoni veneziane. Una barca, tu non sai che è mia. Guarda, mica ne ho costruito tante, ma non mi sono mai permesso di averne una. E ora si va sempre a piedi? Ma Venezia si è fatta così. Senza una barca? Già. In tempo di guerra, gli inglesi che bombardare il ponte che unisse Venezia a terraferma. Allora, cosa che ha fatto i veneziani? Cosa che abbiamo fatto, miglior boccia? Abbiamo aperto i pozzi, che abbiamo capito perché i gatto un bai, paura che qualcuno
casca dentro, come impiantare i tubi fino in fondo e tiraremo sull'acqua che abbiamo vissuto dal 43 fino al 45 alimentandosi con l'acqua dei pozzi che vi raccomando. Allora, in fondo che sei piazzare Roma, non avevi visto che avevo portato? Contadini, mi sei da 4 generazioni che conosco Venezia. E qui ho il garage, che sei che ne aspetta la macchina. Sappiamo a Corriera, Villa Salus e via. C'è un ciapiti che l'ho mollato adesso. Ma guarda che il cubo, cosa sei? Hai pare un capannone industriale, ma quando lo hai fatto? Ma io non lo so, ma qui è arte moderna. Se qui è arte moderna, tagliati sui piedi. Vabbè. Qua abbiamo raggiunto la nostra meta. Qua dentro troviamo quello che ne serve. Vuoi accompagnarmi su o cambio autistico? Ah, fa presto. Te capivo che questo qua bisogna secondarlo. Te sentivo cosa che ha detto il dottore. E questo, il deposito delle macchine, cerca un'altra banca. No, deve andare al quinto piano dove c'è il cimitero. Come cimitero? Buongiorno. Buongiorno. Sono qua, torno a macchina. La macchina? Questo è un garage. Qua di solito le macchine si porta. È una macchina che è in deposito. È un'altra banca. Un'altra banca? Un altro ancora che va in cerca di questa macchina. Perché oggi bisogna un'altra persona. E mi ha mandato sola in alto dove che teniamo i ferri vecchi. Come ferro vecchio? È una macchina del 56 e nuova. Grazie compagno Ceretti, hai rispettato gli ordini. Noi adesso ci prendiamo la macchina e portiamo avanti la missione. Ma si dovrebbe attuare il piano K? Certo, caro Ceretti. Io oggi ho bisogno di incontrarmi col segretario del partito, Palmiro Togliatti. Togliatti? Ma ti sei proprio andato via con la testa, Giovanni, tu hai perso il senso del dovere, sempre pronti. Per questo siamo stati addestrati. Grazie che hai portato le chiavi. La nostra sta qua, scopergia, Chi eravamo? Questa è un gioiellino costruito dalla classe operaia della Repubblica Socialista Tedesca. Alla spinta! A rotamare sta caretta qua sotto. Piano. Buondì. Buongiorno. Mi manda Piero, il garagista. Ah. Ti mi metti posto un po' sta macchina. Un po' cosa voglio dire? Devi dare aria e gomme. E fare il pieno di carburante. Basta così secondo io. E perché mi vado a fare tanta strada quando andare a Roma? Dove devo andare? A Roma. A Roma con sta macchina. E ciò è da solo 3200 km, sa. Potrà avere neanche a domia, ma qua vedo dura, Vabbè, insomma, fa il tuo dovere, fa presto però, perché avremmo premura noi altri. Fa presto, bisogna vergere e vedere cosa che si trova dentro, mica facile. Già è come quello che è, ardi, barse, che è
Sercioni che non so neanche a me dove che andare a trovare. Va bene, dai, da conosco, fa presto, 2 orette. Niati, che vorrà 3 giorni qua per metterla a posto. posto. 2 orette, ti cagamo premura, niati. A te c'è stato un attentato che abbiamo da andare a Roma. Ma che cazzo devo dire di questo? Ed è un attentato, dobbiamo andare a Roma. 3 giorni. Ma mi sono convinto che siccome ti sei preoccupato a te dell'attentato, ti fa presto, dai. Mi zio che c'è panna pacca sulla testa. Ma devo andare a Roma con un tocco da museo. Sì, lei è convinto che chi ha fatto l'attentato a Togliatti bisogna assecondarlo perché il dottore ha detto sennò è giappa il trauma. Ma Gabriele, idea di cosa vuol dire mettere a posto una macchina del genere? Sì, fa finta di niente, dica che te hai gonfiato, messo il carburante, dopo che si ferma insomma. Guarda che bella sta macchinetta, guarda. E ne dà anche tanta affidabilità, e aggiungo io. Sì, partiamo per Roma, ma con che schese che pago il meccanico? E di che ti preoccupi? Il compagno Ceretti ha pensato a tutto. In cruscotto della macchina ci sono per la missione 2 milioni in lire. 2 milioni in lire? In lire. Ma per carità, cosa mi tocca a Ma per carità. Che stai ancora nulla? Zio! Ecco qua. Vieni qua! Ecco qua. Ma tu hai visto cos'è che sei qua dentro? Qua dentro che sono molto di lire. E se tutte quante fuori corso, guarda che roba! Come fuori corso? Vedi te? Questi sono i soldi in dotazione per realizzare la nostra missione. Come d'altronde disponemo anche di armi per la difesa personale. Le armi? I compagni che ha pensato tutto, che te credi? Non credo cosa mai armi. Ma che non si può mica avere armi. Fa come te dico. Paga il meccanico e poi si vedrà. Dammi sta roba. Guarda, io devo pagarla questa carta. Trasa al meccanico. E applica gli ordini. Posso dirvi, ma sei anche fortunati. Ho trovato un mio amico che è collegionista di ossi come sto qua. Un osso, è proprio un osso. Per 10 minuti mi porta 4 rome, 4 cercioni. E ho da dirvi che anche il motore, dai, non è così male. Lo smonto che dà una bella oiada, però mi che vuol 2 orette. Qua, io che parliamo di skate. Quanti skate mi costa aiutare che l'osso è? A Spagna 1.200 euro. 800-900 va via solo che le gomme. Ma 1.000 euro, non ho neanche uno. Ma che io sto proprio di osso, non avevo neanche skate per pagare, ma no. E cosa ti dà? Dollari, cosa ti dà? No, che tu presente le vecchie lire. Qui hanno tante. Lire? Sì, le vecchie lire. Siamo nel 2015, no, dai. Non importa, è le lire di una volta, se ti interessa ti faccio vedere. Dei miracoli l'ho fatto, Sì. Sentite come canta la bambina. Sì, queste vecchie lire, cioè sarà... Che vecchie lire, sì, mi toccherà andare in Banca Italia a cambiarle. A me dove che tu vuoi 2 milioni giusti. Capite, va bene per me la fattura, mi va via. Me va bene, sì, me va bene. Magari tornare a queste vecchie lire, porca miseria, l'euro sta una truffa, 15 anni che in truffa, chi ne... Ne avevamo rimesso tutti quanti con lei. Ho capito, grazie mille. Ciao. Arrivederci. Ascolta Guido, sto sacco di armi qua, mi faccio sparire finché mio zio dorme. Sì. Il primo canale che gli poi buttiamo dentro e siamo a posto. Andiamo sul sicuro. Si ne ferma e ne mette in guerra tutti e 3. Aveva carta geografica? No, non abbiamo la carta geografica, sta macchina qua è ferma da 100 anni. Poveri ignoranti, ho io tutto il necessario.
visti qua che di me la strada, sto popolo. Questi sì, valorosi braccianti in lotta per la restituzione della terra. Guarda che sei così, mi pare che sia scritto popolo di Fofoni, non No, della terra. non preoccupatevi, scendo io e parlo io con loro. Allora scendi, tia, cosa ho avuto che ti dica? Zio? Scendi e va a parlare, tia. Mi pare mia braccianti, questi qua, sento, mi pare di quattro scalmanati. Salve a tutti. Avete ragione. È ora di finirla con lo sfruttamento. La terra vi deve essere data. Avete diritto di un giusto lavoro giustamente pagato. Le donne e i bambini devono essere salvaguardati. Guadagnarsi il pane non può essere una concessione, ma è un sacrosanto diritto. Ma chi sitto? Chi è che te ha mandato? Non mi manda nessuno e non dipendo da nessuno. Io sono venuto qua per portarvi solidarietà e siamo tutti con voi. E porterò le vostre istanze al segretario del partito perché attivi immediatamente una catena di aiuti. Interpelli il podestà ai vostri sindacati perché vi sia dato quello dovuto. Manteniamo unita la nostra lotta, respingiamo le violenze della polizia, anzi chiediamo loro di stare con noi. Viva la dignità del lavoro, viva la lotta dei braccianti. Ciao Eraldo, mi raccomando, porta i nostri interessi e le nostre istanze a Roma. Viva Corconi! Dobbiamo appurare, cari compagni, che il popolo sia con gli altri. Bisogna che acceleremo la marcia. Prossima tappa abbiamo che fare Modena per capire il clima delle fabbriche e cosa che pensa gli operai. Questo è doveroso. Ecco quanto ferro vecchio, che ha finito la sua corsa, no? Ecco, sono contento che te l'ho portato in giro. E cosa che fai adesso? E va bene, dai, sarà una sciocchezza, cosa ti vuoi? Metti a sinistra e dopo vediamo cosa che possiamo fare. Va bene, fermo a sinistra, non c'è nessuno, se mi metto a campagna, vediti. E non abbiamo neanche telefono qua. Ah, cosa ha avuto? Cammineremo, dai. Sì, dai, vediamo se a parte. Dai che il Signore ne ha aiutato, e via. Allora qua, neanche a portare non si verde. Fine corsa Eraldo. Dei T, mi e di Guido. Sarà una sciocchezza, dai. Ma è una sciocchezza cosa? Sto ferro vecchio qua, non ha finito tutto. Sta zitto un attimo. Verge il cofono che vediamo cosa che fa sta creatura e troveremo un esperto che è l'unico che può mettere che man. Ecco qua il gioiellino della Repubblica Socialista Tedesca. Ti Eraldo, sito meccanico. Ascolta autista, ti ho detto che sarà una sciocchezza. Ma ti hai fatto bene il cofano? Via che troviamo un esperto che mette in mano la creatura perché è l'unico che può farlo. In la campagna, te cati l'esperto. Qua telefoni non che ne, cammineremo, andremo in cerca di qualcosa. Ascolta là che sei una villa. Ecco dai, proviamo, vediamo. Là ne darà ospitalità a passare la notte e sto osso qua butteremo. Ti ha fatto troppo drammatica. Va bene, dai, andiamo via. In cerca dell'esperto.
cosa sei che ti passa per la testa? Ma ha avuto finire in galera dopo aver copato qualche cristiano? Ma sacramento, possibile! Sai tu che te da fare con quel fusie? Te da spararte una volta per tutte dove che dico mi, bestia! Aspetta! Dove hai detto? Aspetta, aspetta! Cosa che sei? Cosa che sei? Questa che mi appaga! La gaina lì che ha invaso è mia di proprietà e mi non accetto espatri, non voglio profughi, non voglio stranieri qua dentro, non voglio nessuno, che la gaina lì si è sacrificata e è morta per nobile causa della proprietà privata, che tu capito? Ma profughi, stranieri? Ma di cosa parli? Tu cosa disi tu? Ma ora, spara anche a quei, no? A qui chi? Ma di chi si devo parlare? Ma chi sei che sei entra qua? Ah, vieni so che se no questo, vi sbusa il culo! Non voglio estranei nella mia proprietà, che tu capito? Chi sei sta gente? Sarà 3 profughi! Come 3 profughi? Alto là, chi va là? Fermi o se no sparo! Siamo amici! Siamo amici per far sparare! Abbiamo bisogno di aiuto! Veniamo in pace, veniamo! E metta su quel fucile per piacere. Beh no, via faccia la criminale a dire la verità. Però, voi da dove sei che veni ora? Dove si io di andare? Perché si viene una mia proprietà? Dio fa un viaggio che mi andare a Roma. Mi interessa sapere perché, dove che dai a Roma voi altri. Dovremmo di incontrare il segretario del partito. Perché ora me ne approfitto e mi veda con una missiva per il Presidente del Consiglio. Ma mi però devo parlare del segretario del partito, ma non del Presidente del Consiglio. Se che comanda, voi altri mi portate a missiva a Roma e noi altri siamo a posto. Anzi, se vuoi mangiare qualcosa, mi vi ospito. Va bene. Lucia, te provvedi anche da mangiare a sta gente. Vabbè, però dice sempre l'affare di Againetta. Beh, come sai che posso ricambiare sta roba mi? Dice sempre l'argenteria come altre volte, signor Conte. Signori, dico da darvi una missiva che dice come questa proprietà è da rimanere contea di Valecchia. E ve lo dico perché qui da Roma io da sapere che mi ho dei segreti che conosco solo che riguarda l'Istria, che riguarda Fiume, che riguarda il confine che si scopre, se altera l'equilibrio mondiale, non so se mi spiego. Capio? Mi dà la missiva, mi apporto, però ho bisogno di un piacere d'aiuto. Posso utilizzare il gabinetto? Sì, ma prima che davo la missiva però... Vabbè, scusami un attimo che mi vado fin... Visto nervio? Chi che ha? Chi che sei? Guarda bene. Sei un contadino, devo lavorare il fe. Chi è che sei? Sei il capo dei capi. Ma cosa che entra qua sta roba dei confini, di Trieste e dell'Istria? Questo è un gerarca che ha nascosto, appunto, io, il capo dei capi. Ma io chi? Benito Mussolini. E mi giro tutti i bante che io avesse copato a Como. Invece che ha portato soldi, se vede in piazzale Loreto.
Lucia, abbiamo bisogno di te. Vedi che ti ne portassi dai nostri compagni della cellula comunista, perché mi ho bisogno di parlare subito con Roma, di telegrafare, perché sennò qua le robe bisogna farle presto, in segreto, perché sennò salta tutto. Scusa Lucia, ti hai visto Eraldo come che si acciappa? Ormai vede Mussolini dappertutto. Ascolta, ma che mi preoccuparsi, sta di là. Ma no, questo è Giorgio, quello che lavora ai campi. E vi garantisco che c'è senza che avevi, fino a quando che già era piccolo, altro che Mussolini. Sì, ma te che capito, adesso dove che lo portiamo? Ma mi viene in mente solo due posti dove si può andare. Uno se l'ospedale, ma non mi pare il caso. E il secondo se alla festa dell'unità del Crespino, ma là ve porto mi. Chissà che con i suoi comunisti si combina qualcosa. Guido, comunisti da che? Dai Tosi, dai che andiamo, dai. Vabbè, dai. Ronaldo, tu lo vedi che missiva che ti dà che il signor mi vedeva un brutto aspetto, ma una poca fiducia che l'uomo è. È quello che apporta a Roma. Vabbè, ma cosa che però con te di Valecchia. Ma va. Ma va. È proprio che beata. È un manicomio. Ma mi facci il piacere. È l'idea. Matto. È proprio matto. Mi faccia piacere. Devi ottenere su. Le fuori l'idea poca fiducia. Non ti vedi che c'è la festa dell'unità? E ora? La festa dell'unità è l'unico posto dove si può mangiare costine che ha un sapore di libertà. E mi piace che i capitalisti mi hanno un altro gusto. Te ho mai detto che a festa dell'unità del Castello ero capo griglia. Nessuno poteva entrare nella mia zona griglia. Eraldo! E ora? Guarda qua che bella festa! Mangiamo un boccone in mezzo ai nostri. Da mangiare vi offro mi stavolta, dai, Grazie, se stai bravi. Finalmente si mangia! Finalmente! Ragazzi, cosa volete? Ma dove state andando che la festa è chiusa? Scusa compagna, noi siamo dirigenti del partito e dobbiamo recarci a Roma a incontrare il segretario nazionale. Se ci fai mangiare qualche cosa ci fai un piacere. Ah, ho capito. Piacere, Ornella. Eraldo Busetto. Ornella. Avete detto dirigente del partito? Sì, ma di dove? Di Venezia. E io ho un incarico speciale da parte del comitato centrale. Ah, dirigente, ma la tua età? Sei Certo. ancora dirigente del partito? Certo. Vabbè, accomodatevi. Dirigente del partito. Un Vai. incarico speciale del comitato centrale. Del comitato centrale? Li chiamate i compagni? Ah, ma ti sa chi è il segretario del partito? Certo. Se lo devo incontrare. Perché qui, se non sono matti, noi non li vogliamo,
Ma scusate, posso chiedervi una cosa? Ma scherzavate prima col comitato centrale? Assolutamente no. Oh compagni, mi avete fatto venire dei ricordi. Quando ero giovane, proprio qui alla festa, arrivò il segretario generale e venne in cucina a parlare a tutti i compagni e alle compagne e ci ha fatto un discorso e disse che dovevamo lottare per la scala mobile, che avevano insabbiato la verità sulle stragi, che dovevamo vincere il referendum sul divorzio, che dovevamo finalmente emergere tutta la nostra questione morale. Ci siamo sentiti così importanti, ragazzi, ma così importanti come se fossimo stati noi i dirigenti del partito. Io mi feci fare l'autografo, ce l'ho ancora incorniciato nel salottino di casa. Immagino. Ah, Enrico, ci faceva sognare. Ti capisco, sai. Ci faceva sognare. Ti capisco, compagna. Ma vedi, Berlinguer è la parte riformista nel rapporto con l'Unione Sovietica. Noi non possiamo rompere l'alleanza. Noi abbiamo ancora come obiettivo la rivoluzione. Le forze di progresso dovrebbero trovare un compromesso. La democrazia cristiana è la conservazione. Noi vogliamo andare oltre. Io apprezzo Berlinguer, non è lui oggi il segretario del partito, è giovane e si farà. Senti compagno, tu mi sembri un pazzo uscito dalla macchina del tempo, ma mi sei tanto simpatico, beh? E non solo, sembri proprio convinto che mo hai convinto pure me. Ma perché? Fermati qua stasera per il dibattito. È una buona idea. C'è uno della nuova segreteria, Mykonos no, non lo conosco, perché... Però resta e sentirai quanto è distante le cose di cui tu sei convinto dalle cose che sono e che dicono. Ti ringrazio dell'invito. Vabbè compagno, non sei solo simpatico e mi hai convinto, ma anche tu scaldi il cuore come il mio Berlinguer. Grazie, Adesso vi servo le migliori costiglie della Romagna. Che sanno di libertà. Che sanno di libertà. Bravi compagni, bravo. Eccolo qua. Vai di piacere, finalmente, essendo in ritardo, andiamo sul palco. Ma qua ti balli, qua vinco, ma mi cosa ho io da fare? Voglio parlarti di ammissione, che è una roba importante. Andiamo sul palco, poi ne parliamo. Buonasera a tutti, benvenuti a questo dibattito. Come avrete letto nel flyer del nostro programma, questa sera discuteremo sul tema il partito nella società che cambia. Abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Antonio Cappelletti, giornalista del Tirreno, che ringraziamo per la presenza, grazie. E il compagno Alessandro Tibaldi, componente della segreteria nazionale. Sinceramente lo credevo un po' più giovane, ma come ha detto oggi in un tweet il nostro segretario, il futuro è dentro ognuno di noi. Prego, dottore, quando vuole iniziare l'intervista, le passo il microfono. Grazie. Dottor Tibaldi, mi pare parliamo adesso del Partito Democratico e parliamo anche del segretario che sta dando una spinta, una linfa molto forte, addirittura si teorizza che differenza tra destra e sinistra ormai sia sparita, le classi sociali obiettivamente non esistono più e che bisogna avere un'Europa dei popoli. Qual è la prossima tappa del partito a questo punto? Ma io, se mi permette, non sono d'accordo, perché non esistono più le classi sociali. Cosa vuol dire? Che non ci sono più troppi ricchi e troppi poveri,
che ognuno ha una casa, che ha un lavoro, che può sostenere la famiglia e se non ce la fa interviene lo Stato. Il capitale distribuisce il reddito in rapporto alla qualità del lavoro. Ci dobbiamo porre una domanda: ma esiste ancora lo sfruttamento oppure c'è la compartecipazione? Però mi lasci dire un'altra cosa: destra, sinistra, può darsi che siano categorie costruite dalla convenzione umana, però se guardiamo i momenti più drammatici della storia, dalla parte degli oppressi abbiamo trovato sempre quelli e dall'altra parte gli oppressori. Dalle caverne in poi chi ha portato la croce? Il nostro ideale è sempre stato quello di emancipare la maggioranza dell'umanità contro un pugno di opportunisti. Lei mi chiede se ci sono tappe. No, non ci sono tappe. A noi è rimasto ancora un obiettivo da raggiungere che ha visto giovani e dovrebbe vedere tutti i giovani lottare contro le ingiustizie. Un obiettivo che ha un valore universale, che si chiama uguaglianza. Uguaglianza! Bene, la saluto dottor Tibaldi, la saluto sentitamente. Io non sono il dottor Tibaldi, io sono Eraldo Busetto da Venezia. Per salutare le nostre signore, le nostre donne, le nostre ragazze, voglio adoperare dei versi di un grande poeta comunista, Pablo Neruda, cileno, e che diceva ai donne: non dimenticatevi mai che siete la metà del cielo. Io sono venuto qua per cantare insieme a voi. Vi amo tutte. Sì, Eraldo aveva dimostrato carattere, parlando a quella platea sconosciuta che lo aveva ascoltato e applaudito. Lo aveva fatto con semplicità, come sempre. In fondo, gli avevano insegnato che l'umiltà ti apre le porte con tutti. E di certo non sopportava quelle persone arroganti e vuote allo stesso tempo, come quel fiorentino che un bel giorno fece visita allo Squero. Buongiorno, si vuole? Chi è qui il proprietario di questa baracca? Oh, buongiorno. Oh, buon uomo, ma ditemi una cosa, ma ditemi la verità, ma queste barche, che sono fatte davvero come 3 secoli fa, o ve le fanno cinesi, come dicono tutti, e voi vi date una lustrata per gli allocchi e chi si è visto si è visto? Mi sbaglio o lei è di Firenze? La città più bella del mondo, nasce tutto lì, la culla. Perciò lei conosce anche Michelangelo. Chi non lo conosce? Lei crede che Michelangelo sia nato avendo già quel livello artistico? Di sicuro. Non è che Michelangelo per raggiungere quel livello del Davide, della pietà, abbia dovuto provare, non aveva bisogno. Gli è nato genio, sapeva fare tutto. Io invece sono convinto che avrà dato tante scalpellate per raggiungere quel livello. Vede, la gondola è un'opera d'arte come le opere di Michelangelo. 300 pezzi di legno, 8 tipi di legno diversi. Io mi sbaglierò, ma lei è più ignorante dell'ultimo allievo di Michelangelo.